Buonasera a tutti, amici azzurri, è sempre Forza Napoli, poi Juve, e mi ha fatto pure che è stata vittoria, belli 3 punti, belli sfiziosi sfiziosi, pure se mi piglia sempre la malattia fine, perché se pare, la sfortuna, se pare chi ne è buono, sotto la porta, e pure sapere chi sto parlando insigne, non è che perché è segnato, mo chissà chi, io sono obiettivo. Per me Insigne rimane sempre un giocatore mediocre, punto e basta. Allora non si muove, perché un bruccio si aiuta. Non è perché mo è segnato, mo tutto quanto, perché allora stanno parecchi tifosi, no? Che mo si avesse perso Napoli stasera, Insigne avessero fatto come a merda avessero fatto. E siate obiettivi, siate realistici. Adesso ho fatto come a merda. Ma vinto stasera. Per me Insigne lo stesso faccio come a merda. Perché è troppo esaltato, troppo esaltato. Speriamo che questo gol che mo io non va. Perché poi alla fine, no? Uno dice che Insigne qua, Insigne di là, Insigne di qua, Insigne di là. Guardatevi la media gol di Insigne, Galeonni, Higuain, tutti questi i minuti giocati e vedete un po' il rendimento di Insigne, proprio zero, zero, proprio zero, chi si primo gol? Zero. Ma vogliamo finire, no? Allora, dobbiamo essere realistici. Io sono un equipe, perché pure che mi ha vinto, per me rimane sempre un giocatore mediocre, perché sotto la porta non ti può permettere di pigliare un palo, tu la palla ma è la stessa cosa per un gol basico. Poi l'ultimo è tutto sempre a soffrire, a soffrire. Vabbè, fa parte del gioco, poi noi napolitani siamo abituati proprio a soffrire, perché siccome noi amiamo i nostri colori, ovviamente siamo abituati a soffrire. E non importa, non fa niente, l'importante è vincere e non partecipare. Poi, niente, quello che vi volevo dire, i giavageri. C'è stato un episodio sul rigore per quanto riguarda la trattenuta su Quagliarella. Per là ci può stare e non ci può stare il rigore. Dipende un po' l'arbitro. Se c'era la Juve il rigore veniva dato. Questo era ben poco ma sicuro. Si stava a Rubentus là, ci avrebbero no. E infatti stasera Roma Rubentus, che è successo? Li due rigori non ci stavano né in cielo né in terra, due rigori. Beh, lui tenuto un uomo rubentino e chi le etichette, proprio ha rubato la mattina a sera, proprio chi le etichette, due rigori inesistenti vennero, uno fuori nato in coppa lì, sulla linea, anzi non è manco in coppa linea, là, a parte che ha pigliato così, che te fa se te sta coraggio, ma che te fa se te sta coraggio, ci sono le partite importanti, la Juve. Se non c'ha l'aiuto importante arbitrale, perché poi chi era ad arbitrare? Nato Rubentino là, chi era arbitrale? Chi le fa è una feccia tra Mazzoleni, Rocchi, chi più ne ha più ne mette, ma non so manca chi arbitrale, non mi ricordo, comunque chi è nato Rubentino che va a parte vostra. Perciò di che vogliamo parlare? Allora, io voglio fare un appello al nuovo presidente della FIGC. Facciamo un campionato a parte, solo per un PD. E noi ce lo facciamo, perché sinceramente non ci sta storia, ma onestamente, due rigori che la manetta, per piacere, ma non facciamo dire dei muschili che lente poi solo a lui, per piacere. Niente di meno un muschillo si mette a ridere con tutte le lenti di una accorge, talmente che si ridicolo. Povera Rubentus, si che lo damma a Vichinguno
che sì, va buono morto. E niente, ora ritorniamo a noi, lavammo a merda perché già moto stomaco. Niente, questa vittoria ci voleva, friscalandomi tutti morti. E niente, poi un'altra cosa, e concludo, voglio a Rubenius, ormai, se mi sei rubato per fatti su, e ormai già si sa che ti a fare lotta tra il primo e il secondo posto, fino all'ultimo. Ormai è un business, ormai questo è condannato sempre a fare questo, è condannato, ormai è il potere, potere ruba, potere ruba. Ecco faccio voglio. Perciò io quando dico vicino a voi, voglio sempre forza no, perché tutto il resto è munnezza e si che merda, per i rubendini. Ciao, voglio, forza Napoli!